Anche l'azienda di trasporti del sindaco e presidente della provincia Stefano Marcon tra le imprese premiate in mattinata da Confartigianato nell'ambito dei festeggiamenti per i 60 anni della sua presenza nel comprensorio di Castelfranco iniziati ad aprile al Teatro Accademico. 77 realtà produttive iscritte da oltre 35 anni all'associazione, tra loro anche chi ha raggiunto il traguardo dei 50 anni. Sicuramente aziende che sono partite e che hanno comunque lasciato il testimone proprio dopo ai loro figli e ai loro parenti più stretti, sicuramente sono quelle che hanno forse avuto maggiore intensità per il passaggio generazionale, sicuramente queste vanno premiate. Un riconoscimento alla loro dedizione, ma anche un'occasione per fermarsi a riflettere sul mondo dell'impresa di ieri e di oggi che affronta sfide differenti, come quella in discussione in questi giorni della scarsità di maestranze, ma che nel 1958 veniva da ben altri scenari. 60 anni fa erano 10 anni che era finita il secondo conflitto mondiale, pensiamo alle nostre imprese artigiane, i nostri padri fondatori cosa hanno pensato bene ad organizzare questa nostra grande organizzazione Confartigianato Castelfranco per essere vicine alle nostre aziende, per dare le risposte che davano a quei tempi che continuiamo oggi a dare e daremo anche in un prossimo futuro.